Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Spero che abbiate trascorso dei giorni sereni insieme alle vostre famiglie, con i vostri cari, all'insegna appunto di una rinascita, perché questo è il simbolo della Pasqua che si sovrascrive all'inizio, all'entrata della primavera da un punto di vista solare, quindi spero che appunto abbiate colto questa bellissima occasione per piantare nuovi semi, quelli che sbocceranno poi nell'estate, nel pieno, nel clou che poi simbolicamente viene raffigurato dall'ascensione della Vergine Maria. Non è una trasmissione cattolica, per quanti si dovessero essere collegati solo in questo momento, ma era l'apertura della mia diretta dedicata alle Sibille questa sera, sfruttando un paio di chiavi simboliche di quello che sono i recenti eventi, quelli che ci aspettano poi in futuro. Quindi seminate bene affinché l'ascensione nel periodo estivo, quindi sotto la costellazione è il segno del leone, che raffigurano da un punto di vista simbolico la massima espressione di ascesa e apertura spirituale, tant'è che Cristo è molto più vicino e più facilmente raggiungibile, quindi anche le esperienze spirituali proprio in quel periodo dell'anno, quindi ripeto, sotto l'influsso della costellazione del Leone e del segno del Leone. E chi è la Vergine Maria a livello simbolico è l'anima, quindi perfezionatevi e cogliete tutti gli spiragli che anche a livello ciclico l'anno ci prospetta e ci fornisce appunto come agganci o come possibilità proprio per migliorarci. Bene, detto questo, intanto saluto tutte le persone che si sono collegate in questo momento, che decideranno insomma di trascorrere un po' del loro tempo in mia compagnia, in compagnia appunto delle nostre consuete letture, che ripeto, per quanti ancora non l'avessero sentito, per quanti l'avessero già sentito, sicuramente non è nuovo, si svolgono 2 volte a settimana, uno il martedì a quest'ora e uno il giovedì alle 19 in compagnia del Marietto Veneziano. Vi ricordo che sono 2 appuntamenti dove vi diamo appunto la possibilità di avere una risposta gratuita qui sui nostri canali. Per avere la risposta dovrete indicare nella domanda il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere articolata, formulata in modo chiaro su un argomento specifico, quindi evitate domande generali, evitate quello che magari siete abituati a vedere o a fare in altri canali, per il semplice fatto che sarete in molti collegati o adesso durante la diretta o anche in differita. Vi ricordo che è un'illusione quella dello spazio-tempo, quindi anche se fra 10 anni ci sarà qualcuno che guarderà questo video, è come se fosse con noi già anche in questo momento. Quindi tutto è compiuto, tutto esiste già contemporaneamente, anche se i 5 sensi ci permettono di vedere solo in quello che illusoriamente è un ordine progressivo degli eventi. Quindi perché vi faccio questo pippone? Per ricordarvi che le indicazioni e le scie energetiche che vi richiediamo servono a scremare e ad agganciarci a voi o alla vostra domanda, alle persone interessate dalla vostra domanda. Quindi questo è importante. Se poi altrove o in altre situazioni non vi viene richiesto, questo è un altro discorso. Io lo richiedo per il semplice fatto che pur nella piacevolezza della diretta, del nostro stare insieme, esigo da me stessa sempre il massimo, quindi ci tengo a darvi quello che possa essere la risposta più verosimile o più attendibile alla vostra domanda. E come dico sempre, la chiave di interpretazione è la domanda, più è precisa la domanda, più di conseguenza sarà precisa la risposta. Bene, detto questo, quindi vi ho già indicato come formulare la vostra domanda, vi ho ricordato gli appuntamenti settimanali, vi ricordo infine che se ponete la domanda è cortesia anche che restiate, nonostante magari il pippone della Hilde vi venga a noia, però per le persone che hanno piacere, voglia, desiderio di imparare, cerco sempre di ricordare o dire o indicare, fornire insomma delle indicazioni che possano essere piacevoli o comunque utili.
e quindi partecipate. Al momento in cui venite selezionati dovete assolutamente indicare di essere presenti, quindi non perdiamo tempo, tutto il tempo che si perde nel vedere mi risponde, non mi risponde, eccetera, ovviamente un tempo che sottraiamo poi alla durata della diretta e ovviamente alla possibilità insomma di rispondervi. Quindi se formulate la domanda, formulatela secondo le indicazioni fornite, se la formulate poi attendete la durata della diretta in attesa appunto di ottenere una vostra risposta. Nel caso non dovessimo, per ordine di tempo, in questa sera o in altre dirette, insomma il Marietto e la sottoscritta, darvi la risposta, non preoccupatevi perché le dirette, come ho detto, sono frequenti, sono comunque regolari, a cadenza settimanale, quindi avrete sicuramente un'altra occasione o più occasioni, insomma, per avere il vostro piccolo consulto gratuito qui online durante la diretta. A proposito di consulti, vi ricordo comunque che sono disponibile in privato, il costo di un consulto è 20 euro, la durata è 40 minuti. In futuro ridurremo il tempo della diretta, scusate, il tempo del consulto proprio perché abbiamo effettivamente molte richieste, numerose richieste e alla fine è importante andare al dunque della situazione. Bene, detto questo, vi ricordo che trovate moltissimo materiale gratuito sui nostri canali e il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Questa è la home page che si aprirà se digiterete l'indirizzo che vi ho fornito poco fa. In questo sito trovate moltissimo materiale che nel corso del tempo il Marietto e poi in un secondo momento anche la sottoscritta abbiamo appunto messo a disposizione gratuita in formato di dispense. Potrete scaricare e fin da subito iniziare ad approfondire gli argomenti di radionica, di radiestesia, ma anche di ermetismo, di cabala, meditazioni e tutto quello che nel tempo abbiamo messo a disposizione proprio per tutte le persone che hanno necessità di apportare modifiche, miglioramenti alla loro vita. Quello che abbiamo donato sul sito è corredato anche da spiegazioni e da video ad integrazione di tutte le dispense, ma anche ulteriori molti variegati approfondimenti sul nostro canale YouTube, quindi il canale YouTube del Marietto Veneziano che troverete proprio digitando su YouTube Marietto Veneziano e sul mio canale che altrettanto troverete digitando Hilde Garda. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi ai nostri canali e andate a cercare nelle varie playlist i tantissimi argomenti che abbiamo appunto indicizzato e raccolto proprio per in qualche modo favorirvi e agevolarvi proprio il meccanismo di ricerca e di approfondimento. Quindi se scaricate una dispensa dal sito, ricordatevi è gratuita e se scaricate questa dispensa potrete trovare la corrispondente spiegazione sia sul canale YouTube del Marietto Veneziano sia sul mio canale YouTube. Non solo, ovviamente c'è la sezione shop dove troverete i nostri servizi professionali, tra cui appunto la possibilità di scegliere, acquistare e comprare un talismano che è quello che vedete in sovraimpressione. Questo è un talismano a cui teniamo veramente moltissimo perché appartiene alla nostra tradizione ermetico-cabalistica. Ma non solo, troverete anche i sigilli, troverete anche sia i sigilli della scuola salomonica, ma anche i sigilli di Mosè, che sono antichi, molto più antichi e antecedenti, insomma, il lascito appunto di Mosè, scusate, di Salomone. Mosè, vi ricordo, è stato non solo uno dei liberatori, no, del popolo ebraico, ma anche fratellastro del faraone, dell'imperatore di Egitto, è stato anche generale e proprio nella misura in cui è stato cresciuto da questa famiglia era anche iniziato all'alta magia e a quello che è tutto il percorso anche spirituale, esoterico, che era destinato insomma alla famiglia del faraone. Quindi le sue conoscenze erano non solo di natura magica, di tradizione egizia, a cui è stato appunto in qualche modo aggiunto
tutto il percorso cabalistico. Quindi Mosè ha trasmesso, è stato uno dei primi, insomma, a trasmettere la sua conoscenza. Ancora oggi tutti i cabalisti conoscono i 5 libri del Pentateuco, sono fondamentali per quello che è il simbolo e tutte le chiavi di conoscenza contenute all'interno di questo testo, e sicuramente molti apprezzeranno anche questi sigilli che sono straordinari. Perché e in che modo differiscono dai sigilli della tradizione salomonica. Salomone è stato successivamente a Mosè un grandissimo ermetista, un grandissimo mago, ha lasciato veramente moltissime nozioni, moltissimi riferimenti straordinari e importanti, sia per contattare le intelligenze superiori, sia per contattare le intelligenze inferiori tramite la magia goetica, ma la peculiarità dei sigilli di Salomone è sicuramente quella di rivolgersi ad alcune intelligenze per quello che era il compito delle intelligenze. Quindi per intelligenze intendo quelle forze che possono anche raccogliere le energie sufficienti a antropomorfizzarsi, quindi ad avere una forma quasi umana. Ma queste forze sono in grado di muovere e di manifestare delle cose su quello che è il piano materiale. Quindi Salomone ci ha trasmesso la conoscenza tramite i sigilli e la magia evocatoria necessaria appunto a contattare queste intelligenze divine e a ottenere i loro servizi. Ovviamente però per tutte le persone che hanno delle lacune, come si procede alla scelta del sigillo più adatto? Potrete farvi guidare dall'intuito, potrete anche decidere di prenotare un consulto o col Marietto, con la sottoscritta, affinché tramite lo studio della vostra data si possa verificare effettivamente di quali intelligenze avete bisogno, perché queste intelligenze, ciascuna per il loro compito, sono associate anche alle forze planetarie, quindi è possibile identificare gli aspetti spinosi della vostra data e integrare quindi con il sigillo più opportuno. E questo vi garantisco che nel tempo farà la differenza. Quindi tutte le persone che hanno già avuto modo di attingere a uno di questi servizi nel tempo può aver riconosciuto dei miglioramenti. Quindi non tardate a chiedere quello che può essere più adatto per voi, perché quasi tutti purtroppo per karma nasciamo con alcuni aspetti agevolati e favoriti dai pianeti, ma a volte altri ostacolati, oppure tendiamo a vivere delle esperienze difficili che poi nel corso del tempo tendono a ripetersi in forme diverse, ma comunque a darci sempre problemi di natura simile. Quindi se anche voi, come spesso capita a tutti, vi trovate a incartarvi sempre nei soliti meccanismi, bene, sappiate che c'è modo di uscirne. Benissimo, io direi di procedere con le risposte. Sì, sì. Lucia. Vediamo se c'è però. Intanto, come vi dicevo, vediamo appunto se siete presenti. Lucia ha posto la domanda, è stata selezionata. Lucia dici se ci sei. Anche voi che avete posto la domanda e siete in attesa, se avete posto la domanda spero che siate lì. Ricordatevi di rispondere prontamente. Benissimo, Lucia ha scritto di esserci. Perfetto, allora andiamo a leggere la domanda di Lucia. 8 febbraio del 60, vorrei sapere se tra me e Silvano, 3 maggio 69, nascerà qualcosa. Bene, vediamo allora come si svilupperà questa conoscenza fra Lucia e Silvano e che appunto che cosa ci possono raccontare le sibille riguardo a questa situazione. Vediamo. Allora, il taglio veramente interessante, sembra che sia arrivato un buon momento anche per raccogliere quello che possono essere successi di natura sentimentale. Vediamo comunque la stesa per intero.
Allora, Lucia, questa conoscenza viene raccontata nella prima riga di questa stesa. La prima riga racconta e si riferisce a eventi già trascorsi, quindi ci dà un inquadramento di quello che ha permesso oggi di essere al punto del presente in cui tu e questo Silvano, insomma, vi trovate. Allora, quindi questa conoscenza che dà degli sviluppi con quest'uomo più giovane, attenzione però, perché mercante e donna maritata non è esattamente una cosa da sottostimare. Spesso quando compare la carta del mercante dobbiamo fare un po' attenzione, potrebbe trattarsi di un uomo comunque più interessato a trarre vantaggio dalle situazioni, quindi potrebbe gestire, manipolare un po' la situazione. Occhio perché chiaramente è accompagnato dalla donna maritata, quindi questo fa supporre che lui non sia libero del tutto. Quindi se è in fase di separazione, se è piuttosto ammentito sulla sua reale condizione sentimentale, bene, qui forse è il caso di drizzare un po' le orecchie. Non so quello che tu sappia di lui, non lo hai scritto, ma potrebbe anche essere che in passato lui abbia cominciato delle trattative con questa persona, quindi magari sta valutando delle cose, oppure è un matrimonio, il legame che ha un po' interessato, quindi c'è un interesse dietro, così come pure l'attenzione nei tuoi confronti potrebbe essere di natura interessata. Quindi vediamo gli sviluppi e cosa dicono in seguito le sibille. La linea del presente parla comunque di una persona che sembra piena di entusiasmo, anche desiderosa effettivamente di incontrarti. Vedendole così sembrerebbe che non vi siate ancora incontrati. C'è da capire un pochino se l'incontro c'è già stato e comunque nella linea del presente e che tipo di conoscenza, cioè come vi siete già incontrati, eventualmente conosciuti. Comunque sembra indicare continui scambi, telefonate, messaggi, quindi una persona che in questo momento sembrerebbe essere molto presente. Attenzione però, perché già la linea del prossimo futuro apre delle prime, come dire, dei primi dubbi, delle avvisaglie. Quindi c'è una figura del suo passato, una donna per cui lui effettivamente prova ancora qualcosa, che sembra intrufolarsi, quindi potrebbe non aver chiuso, potrebbe comunque essere anche la carta che è menzionata qui, quindi la stessa persona, la stessa figura. Attenzione perché in ogni caso questa situazione comincerà ad agire alle spalle, quindi a tua insaputa già nel prossimo periodo, quindi c'è da capire se lui in questo momento dove sembra molto disponibile nei tuoi confronti non stia comunque portando avanti anche qualcos'altro, quindi questo qualcos'altro potrebbe essere quello già nel passato oppure, ma in ogni caso è una persona che già gli sta a cuore. Quello che viene dopo, amica, giovane fanciulla, falsità, è qui che sembra incalzare un po', quindi se anche tu dovessi accorgerti di qualcosa, potrebbe mentirti sul tipo di rapporto che c'è fra lui e questa persona, quindi magari questa situazione potrebbe essere legata a una sua bugia riguardo a questa giovane donna che lui descrive solo come amica. In alternativa, che non escludo nemmeno questo, potrebbe anche essere in ogni caso che se anche non te ne parlasse, effettivamente lui coglierebbe delle occasioni, delle opportunità. Quindi c'è comunque un principio di poca trasparenza, poca chiarezza, anche qualcuno che potrebbe approfittarsi di qualche situazione in futuro. Quindi c'è comunque segnalata una donna più giovane di te, che incontrerete nel tempo, quindi nello sviluppo con lui. Chiaro, qua non sembra che stia parlando comunque dell'inizio di un qualcosa, parla di un incontro, parla di qualcosa che magari ti farà un po' desiderare, ti farà un po' immaginare un qualcosa con lui, ma c'è qualcosa che non è chiaro, il ladro, la falsità, questa donna maritata vicino al mercante, cioè ci sono degli aspetti che lui non ti comunica per intero o con chiarezza, o comunque che pur se anche dovesse raccontarti di qualcosa, restano delle ambiguità, quindi probabilmente tiene per sé delle informazioni. L'esito poi
fa capire che insomma gli sviluppi lasciano un po' il tempo che trovano, quindi potrebbe, dirti o prometterti delle cose che poi magari farà fatica a mantenere, potrebbe in realtà, dare degli aiuti o promettere di aiutarti e poi non farlo. Quindi diciamo che ci sono delle situazioni di cui io non mi fiderei al 100%, okay, quindi gli sviluppi oggi sembrano veramente poter dare, esiti molto belli. In realtà io penso che questa persona, probabilmente sta anche aspettando altro, qualcuna che fa già parte della sua vita, con cui non ha effettivamente messo in chiaro tutto e, di conseguenza anche le informazioni che ti ha dato sulla sua situazione non sono complete e né totalmente oneste, quindi attenta Lucia. Bene, passiamo alla prossima domanda. Vediamo se c'è Mary Rossa. Mary, che poi si chiama Valentina. Valentina, ci sei? Poi approfitto un momentino perché vedo che c'è Donna, che però, ecco, benissimo, Mary, resta qua che ti rispondo subito. Donna, io ho bisogno della data di nascita, non del segno zodiacale, quello non mi interessa, anche perché Donatella della Bilancia è pieno, probabilmente ce ne saranno, non dico che stanno seguendo il canale, ma in Italia Donatella della Bilancia potrebbero essere 1 migliaio, per quello che ne so, quindi a quale scia mi vado ad agganciare? Ho bisogno che siate più precisi. Bene, allora Mary, buonasera, vorrei chiedere se Hugo, 20 aprile dell'89, si farà risentire con me Valentina, 14 aprile 86. Vediamo cosa farà Hugo nei confronti di Valentina, vediamo un pochino. Ma il taglio lascerebbe intendere un suo ritorno, in ogni caso. Quindi vediamo. Allora, io vorrei capire solo una cosa, Valentina. Che tipo di rapporto c'è stato fra voi due? Chi è Hugo per te? Almeno per capire in che modo interpretarle. Quindi ho capito, sicuramente c'è un coinvolgimento sentimentale, ma che tipo di rapporto c'è stato veramente tra voi due? Perché la parte come se aveste avuto un qualcosa anche di fisico, okay? Qualcosa che magari ti ha fatto sognare di più, ma in realtà, a parte un'attrazione non sembra esserci stato un coinvolgimento, c'è stato bacio, okay. Non sembra essersi lasciato completamente andare, quindi sai quando compare il sacerdote la persona, non manifesta, non dice, quello che prova o cosa pensa o cosa vuole. In ogni caso c'è rigidità, c'è freddezza. Questo può aver dato l'idea di un certo distacco, ma probabilmente più che dare l'idea è proprio distaccato. Quindi diciamo che adesso nella linea del presente falsità, artista, allegria, gelosia, non ci fa, proprio pensare a una persona, che abbia le idee chiare su cosa vuole da te e da voi 2, perché la falsità e l'artista comunque, ehm, danno l'idea di un narcisista un po' dissimulato, no, che cerca di nascondere, la sua vera natura. Quindi fai attenzione perché probabilmente non ha proprio intenzioni serie, sembra più intenzionato a capire qual è il suo, carisma, il suo ascendente su di te. E in ogni caso, il dubbio sembra anche legato alla voglia o meno di andare più in là di questo corteggiamento, di questo flirt. Quindi
Cioè diciamo che insomma tra falsità e gelosia una apre e una chiude, non è che facciamo i salti di gioia. Quindi io non so se, il suo distacco che c'è stato qua è legato alla sensazione che tu magari volessi qualcosa di più e lui invece non è per la quale. Quindi diciamo che per ora non sembra fare, segni di riavvicinamento. Nel prossimo periodo poi lo vedo flirtare con un'altra ragazza, con un'altra persona e probabilmente l'indicazione della giovane fanciulla, come era successo già anche nella domanda di prima, può essere, ha un'indicazione verso una ragazza un po' più giovane di te. Quindi diciamo che, potrebbe anche essere in ballo contemporaneamente con l'interesse nei tuoi confronti. Quindi qua bisognerà fare un pochettino di attenzione, perché non si esclude che sia interessato a 2 persone contemporaneamente, quindi un po' te e un po' lui. Già i tratti narcisistici della linea del presente lasciano comunque sottintendere che l'azione di lui sia più volta a conferme personali che non a costruire un qualcosa. Comunque c'è questa situazione che può camminare parallelamente, te e un'altra ragazza. Nel prossimo periodo poi in chiusura la matrice, amante la matrice militare, quindi potrebbe anche esserci qualcosa però di nascosto, quindi se dovesse nascere qualcosa potrebbe essere molto intenso, molto fisico, molto nascosto, molto segreto, quindi bisogna capire se poi effettivamente questo è quello che riguarderà te o se non terrà nascosto invece un'altra situazione. Però, visto che la domanda è rivolta a voi due e nei tuoi confronti, presumo che insomma in qualche modo si farà qualcosa. Non è che le sibille dicono proprio che ti scriverà, che ti ricontatterà, qua ci raccontano invece di un'occasione che lui avrà comunque con un'altra ragazza, quindi bah, vediamo. Fedeltà, morte, vecchia signora, donna maritata. Beh, ecco, anche questo non è che sembra proprio uno sviluppo, quindi mi dispiace un po', ma Valentina non credo che insomma mantiene un po' il senso del non volersi veramente impegnare con te, quindi non penso, ecco, che ci siano sviluppi di qualche tipo o interessanti per te. Ecco. Benissimo, allora. Sì, c'è la regia che mi ricorda che siamo già a 28 minuti, quindi colgo l'occasione per ricordarvi che se desiderate un consulto privato con me, il numero che dovete contattare tramite Telegram o WhatsApp è 347 8702 622. Un consulto a un costo di 20 euro, la durata di circa 40 minuti, quindi mandatemi un messaggio, vediamo quali sono le vostre disponibilità, ovviamente previo prenotazione. Bene, vi ringrazio tantissimo e vi ricordo giovedì alle 19 ci sarà anche il marito.